Vasta operazione della Polizia di Stato contro il riciclaggio di auto tra Veneto, Spagna e Finlandia, arresti e sequestri nel Padovano, Porsche e Maserati tra le vetture finite nel traffico. Infortunio sul lavoro stamane a Follina, 49enne operaio rimane con la gamba incastrata sotto una pressa idraulica, l'uomo ricoverato d'urgenza in gravissime condizioni. È morto Libero Bendini, l'anziano che insieme alla moglie nel 2016 venne barbaramente picchiato da una banda di rapinatori entrati in casa nel Padovano dopo l'agguato era finito in sedia a rotelle. Telecamera al setaggio da parte dei vertici di Trenitalia per risalire ai giovani che hanno insultato una studentessa italiana di origini cinesi, indignazione e rabbia per la storia della ragazza Rudigina che studia a Ca' Foscari. Ex Popolari Venete, mentre il processo va avanti, i risparmiatori continuano la strada per il risarcimento, a fondo indennizzo e decreti attuativi approvati, dei soldi ancora nessuna notizia. Una storia di rivincita, quella di Antonio Rossi, ex alcolista trevigiano, che racconta ai nostri microfoni l'inferno del bere e lancia un appello ai giovani. Infrastrutture in vista delle Olimpiadi 2026, il PD annuncia un piano opere dal governo, arriva 1 miliardo di euro da spartire tra Veneto e Lombardia. Allenamento fuori programma per la prima squadra dell'Alleghe di hockey su ghiaccio, le civette hanno utilizzato il lago per prepararsi ai prossimi appuntamenti, come si faceva negli anni 60 e 70. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio di settimana e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca di una vasta operazione della polizia contro il riciclaggio di auto. Allora ci aggiorna su quanto accaduto in queste ore Valentina Visentin da Padova, perché l'operazione è stata gestita dalla Polizia di Stato a Padova. Valentina. Buongiorno da Padova, la Polizia di Stato sta eseguendo in queste ore una serie di arresti e perquisizioni volte a smantellare un'associazione dedita al riciclaggio di autovetture. Le attività di esecuzione di ordini di custodia cautelare in carcere e di perquisizioni sono state disposte dall'autorità giudiziaria di Padova dopo una lunga attività di indagine svolta dalla Polizia Stradale del Veneto con la cooperazione delle polizie di Spagna e Finlandia. Il blitz sta interessando oltre al Veneto anche la Lombardia, la Liguria e la Calabria. Si tratta di un traffico di auto sia di mezzi di particolare valore come Porsche, Maserati, ma anche veicoli di fascia media, Smart, Fiat 500 e Renault. I dettagli sono stati resi noti proprio in queste ore, tutte le varie sviluppi della vicenda nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentina. Ora nella Marca trevigiana a Follina, dove stamane si è verificato un grave infortunio sul lavoro. Un operaio 49enne è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso. Poco dopo le 8 di questa mattina nello stabilimento dell'anificio Paoletti di via Cartiera a Follina è rimasto incastrato con una gamba sotto un pesante macchinario. Stando a una prima ricostruzione, il lavoratore sarebbe rimasto impigliato con i pantaloni nel pressatore idraulico utilizzato per la lavorazione dei tessuti, subendo lo schiacciamento di una gamba. Il 49enne, che risiede a Follina, è stato estratto dai colleghi che lo hanno poi consegnato ai sanitari del SUEM 118 intervenuti sul posto con ambulanza ed elisoccorso partito da Treviso. Proprio l'elicottero lo ha trasportato d'urgenza al Cafoncello, vista anche l'abbondante perdita di sangue, la prognosi per lui è strettamente riservata. Immediato non solo l'intervento del SUEM, ma anche dei vigili del fuoco, dei carabinieri di Cison, di Valmarino e degli ispettori dello Spisal, che dovranno ora ricostruire circostanze ed eventuali responsabilità dell'infortunio. Sul posto, vista la gravità della situazione, anche il sindaco di Follina, Mario Collet. Nel Padovano adesso è morto Libero Bendini, l'anziano, che insieme alla moglie nel 2016 venne barbaramente picchiato da una banda di rapinatori entrati in casa dopo quel terribile agguato era finito in sedia a rotelle. Dopo la violenta rapina in casa era rimasto in sedia a rotelle, ma Ennio Libero Bendini, insieme alla moglie Rosina, aveva sempre preso parte a tutte le manifestazioni sulla legittima difesa. Domenica però, all'età di 90 anni, Libero è morto. Il 20 luglio del 2016 tre banditi fecero irruzione nella sua abitazione nelle campagne di Piacenza d'Adige. I due anziani coniugi vennero picchiati selvaggiamente. I ladri infierirono su di loro con il ferro da stiro bollente. Libero venne colpito ad un occhio e buttato giù dalle
dalle scale. Tutto questo per rubare 300 euro in contanti e qualche gioiello, ci raccontò Libero dal letto di ospedale. Le indagini dei carabinieri chiarirono nei mesi seguenti che l'agguato venne messo in atto da 2 uomini marocchini, poi arrestati e condannati a 7 anni e 4 mesi sia in prima che in secondo grado, ma uno di loro venne subito rimesso in libertà. Una cosa che la moglie Rosina non riusciva ad accettare. La coppia partecipò ad ogni udienza del processo, sia a Rovigo sia in corte d'appello a Venezia. Bendini era molto attivo nelle associazioni che accolgono le vittime di ladri e rapinatori, dove la notizia della sua morte si è rapidamente diffusa. Libero e Rosina lo scorso 5 luglio a Padova parteciparono alla fiaccolata a sostegno di Walter Onicchini, il macellaio di Legnaro che sparò ferendo un ladro che stava entrando in casa. Libero, seduto in carrozzella, seguì l'intero corteo con la moglie. Ho fatto un mese di ospedale e loro 20 giorni erano già fuori perché ci ha detto che faceva il palo quella. Dopo 2 mesi neanche li hanno ripescato di nuovo a Castigliano a rubare di nuovo. E allora quelli hanno la patente, sono proprio dei delinquenti matricolati. Il funerale di Ennio Libero Bendini si terrà martedì pomeriggio a Piacenza d'Adige. La piaga dei furti non è ovviamente comune, è comune anche in tutte le altre province, l'abbiamo raccontato tante volte, l'abbiamo raccontato anche di nuovo a Treviso, narrandovi di un caso a Silea, guardate. Hope e Lady hanno fatto la loro parte, abbaiando a più non posso, il sistema di allarmi, telecamere e tutto il resto. Sono le 18:40 in via Pantiere in questa elegante bifamiliare quando l'allarme entra in funzione. Io e mia moglie eravamo via quando abbiamo ricevuto una telefonata da una vicina di casa che ci diceva appunto che avevamo l'allarme che stava suonando. In casa al momento c'è solo il figlio Andrea che sta dormendo. Ho sentito l'allarme scattare, i cani che hanno cominciato a fare una confusione tale da, proprio da svegliarmi, da quasi crearmi un po' di ansia, no? Un po' di paura. Sono appunto sceso, cautamente, giustamente, sono andato dalla finestra, ho guardato fuori e praticamente ho visto sti 2 uomini incappucciati nei campi che stavano guardando qualcosa, evidentemente stavano buttando l'occhio sulla casa, erano lì con le pile, non so. A vedere i 2 uomini incappucciati è anche papà Gianluigi che nel frattempo si è collegato tramite cellulare al sofisticato sistema di sorveglianza. Sul telefonino quindi vede quasi tutto in diretta, immagini che non possiamo mostrare nel dettaglio perché è a disposizione dei carabinieri. Abbiamo provato a guardare con i cellulari le telecamere in remoto e guardando effettivamente ho visto l'allarme suonare, automaticamente i miei 2 cani che andavano a vedere il problema qual era, che abbaiavano da matti e cosa sconcertante ho visto appunto 2 persone di dietro a casa mia in giardino che stavano correndo. I ladri sono entrati in azione anche nelle case vicine, un vero e proprio raid, ma non è la prima volta. A inizio dicembre, circa un mese fa, a trovarsi davanti i ladri era stata la figlia 17enne. Ho acceso la luce, mi sono avvicinata alla porta, visto che loro hanno indietreggiato e poi sono rimasti un po' di tempo a guardarmi, io sono rimasta lì bloccata a guardare loro. E alla fine loro se ne sono andati, hanno scavalcato presumo la rete, sono andati nei campi. Inevitabile la paura. Sembra di no, però in questi momenti quando ti capita una cosa del genere non sai cosa fare e ti blocchi proprio, il cervello si blocca e non sai veramente cosa fare. Ha fatto il giro d'Italia in poche ore la vicenda della ragazza italiana di origini cinesi, residente nel Rodigino, ma studentessa H. Foscari, insultata e poi presa a sputi addirittura da i bulli razzisti giovanissimi sul treno. Allora intanto la Polfer e la stessa Trenitalia è a caccia di questi bulli, ce lo conferma il nostro Filippo Fois da Venezia. Filippo. Sì, buongiorno da Venezia. Potrebbero essere identificati presto i giovani che hanno aggredito verbalmente con degli sputi una giovane di origine cinese su un treno che da Rovigo portava a Venezia. E in questo momento la polizia ferroviaria sta compiendo tutti gli accertamenti del caso. Vi ricordiamo che sono presenti diverse telecamere di videosorveglianza sia sui convogli che sulle stazioni ferroviarie. I 2 giovani sono saliti assieme
insieme alla ragazza, poi oggetto di insulti nella stazione di Mestre, sono poi scesi a Padova. La stessa Trenitalia da parte sua sta verificando con i propri dipendenti la versione che è stata fornita sui social network dalla 19enne e che ha suscitato una vasta eco anche a livello nazionale. Il direttore regionale di Trenitalia, Tiziano Baggio, si è dichiarato disponibile ad incontrare la giovane per esprimerle la sua solidarietà. La ragazza, secondo quanto ha raccontato su Facebook, era stata avvicinata da questi due giovani già alla stazione di Mestre, è stata oggetto di continui insulti a sfondo razziale e insulti anche sessisti, dopodiché prima di scendere sono scesi a Padova, le hanno sputato addosso, la giovane ha anche postato una fotografia particolarmente eloquente su quanto accaduto. Con questo per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois, l'eco della solidarietà non si spegne. Stamane il sindaco Luigi Brugnaro ha detto: a quella ragazza dico sei come mia figlia, non c'entra nulla la nazionalità, non c'entra niente il colore della pelle, le amicizie che hai. Se sei una persona per bene sei e sarai una cittadina di Venezia per sempre, anche se non abiti qui. Lo ha detto poco fa alla cerimonia per la festa della polizia locale a Venezia. Voglio dare un grande saluto, ha continuato Brugnaro, a questa ragazza italiana di origine cinese che è stata offesa. So che le competenti autorità stanno indagando, troveremo questi ragazzi, a loro non faremo processi pubblici o altro, ha detto Brugnaro, diremo solo loro di venire a lavorare con noi per vedere di cambiare quell'atteggiamento. Una cosa è certa, il gesto che hanno fatto è vigliacco e infame. Queste le parole di Brugnaro in merito alla vicenda di Valentina, la 19enne, che ha postato questa storia su Facebook. Adesso invece il crack delle ex popolari con la strada per i rimborsi che è sempre più lunga. La domanda l'avevo fatta, spero bene. Ma insomma, avete aspettato tanto, secondo lei finalmente arriveranno questi soldi? Ormai si è persi, speriamo sia qualcosa, però lo segnaca una moneta quella che mi manda. Preferisco non parlarne, sa. È fiducioso o meno, solo questo? Poco per niente. Il malumore serpeggia tra i risparmiatori delle ex popolari che si sono ritrovati al teatro parrocchiale di Debba in Riviera Berica a Vicenza. Un incontro organizzato dall'associazione Il Zelino Terzo da Onara per fornire istruzioni operative per accedere al fondo, tanto più che il governo ha previsto una proroga per presentare le domande fino a metà aprile. Io non sapevo nulla, per cui essendo sopra questi limiti non ho fatto ancora nulla. Pensionati e lavoratori che avevano investito in azioni dell'ex Popolare di Vicenza e che dopo aver lottato per avere un risarcimento oggi si trovano a lottare nel ginepraio della burocrazia, seppur aiutati dalle associazioni. Sono un po' delusa. E perché parlano di 3 anni, perché devono verificare se sei risparmiatore e quindi insomma... Effettivamente è una sorpresa che ci siano tutte queste verifiche. Comunque io mi sento tranquillissimo perché mi ha sempre seguito l'associazione Zellino da Onara, quindi già dallo scorso novembre ho già presentato la domanda sia per me sia per mia moglie, quindi abbiamo chiuso la pratica. La questione non è di poco conto, di fatto la legge prevede che la commissione tecnica abbia 3 anni per pagare, ma potrebbe, spiega l'associazione, già cominciare a distribuire i primi 500.000 euro del 2019. Abbiamo chiesto al MEF e a Consap un incontro, c'è questo incontro il 22 a Padova dove chiederemo insomma con forza queste istanze. Noi vogliamo che le domande già fatte vengano pagate. Prossimo incontro per i risparmiatori per fugare nuovi e vecchi dubbi il 22 sera alle 20 a Montebelluna in provincia di Treviso nella sala vicino al Duomo. Lo smog adesso, una buona notizia perché l'Osservatorio regionale della qualità dell'aria di ARPAV segnala che dopo le giornate di maltempo nei giorni scorsi e nel weekend è rientrato l'allarme per la soglia PM10 presente in atmosfera. Pertanto in tutto il Veneto da domani, martedì 21 gennaio, torna il livello 0 verde. Restano a livello locale restrizioni per alcuni veicoli, l'accensione di fuochi all'aperto e limiti come l'utilizzo del combustibile in pellet e legname. Nei giorni scorsi il livello rosso, lo ricorderete, era scattato prima a Vicenza e poi a Treviso. Venezia, Padova e Rovigo invece erano rimasti a lungo sul livello arancione. Per i prossimi giorni, altro domani, l'ARPA prevede il livello verde fino a giovedì, quando però verrà resi noti i dati delle nuove
delle nuove rilevazioni delle centraline, e il fatto che non pioverà almeno nei prossimi giorni potrebbe far ritornare un po' la situazione a livelli critici. Da domani comunque torna il livello verde. Restiamo nella Marca trevigiana adesso, una storia importante, una testimonianza importante, quella di Antonio Rossi, un ex alcolista della zona di San Floriano, che ha voluto raccontare ai nostri microfoni l'inferno dell'essere alcolista e quindi lanciare anche un appello ai giovani, visto che la piaga dell'alcolismo è sempre molto aperta in Veneto tra i ragazzi. Io vi auguro di cuore di non bere, perché il bere porta male, anche perché il bere è peggio della droga. È un appello diretto ai giovani, quello di Antonio Rossel, classe 1941, ex alcolista in trattamento e oggi orgoglioso nonno di 4 nipoti e testimonial nelle scuole del Veneto. Antonio la sua battaglia l'ha vinta e oggi sfoglia i ricordi di una vita, l'infanzia difficile a Loreggia, in un dopoguerra avaro di tutto, la miseria all'orfanotrofio a Castelfranco con Don Ernesto Bordignon, poi la ricerca di un riscatto in Svizzera, dove conosce ancora giovanissimo la sua Bruna e la sposa. Nascono Sabrina e poi Lara, ma il periodo buio arriva con il rientro in Italia. Antonio non trova lavoro, si sente inadatto e comincia a bere. Bevevo tutte le sere, rientravo tardi, tutti i motivi per uscire per bere erano buoni, telefonavo raccontando bugie alla moglie e rubavo anche soldi di nascosto pur di poter di bere. Il punto di svolta quando Antonio ha una crisi epilettica, troppo alcol e viene portato d'urgenza in ospedale. Il professore mi ha detto: guarda, lei deve smettere, altrimenti sarà la sua fine. E là ho detto basta, voglio decidere, non voglio più bere. Quella notte non ho più bevuto, adesso 34 anni che non bevo più, sono molto contento. Antonio entra così nell'associazione degli alcolisti in trattamento del dottor Vladimir Rudolin. La moglie e le figlie lo seguono con assoluta dedizione per anni. La persona che beve deve arrivare a capire da per sé che non può più bere. Una dedizione che arriva a compimento in questi giorni, 56 gli anni di matrimonio, con Antonio che ha ancora qualcosa da dire alla sua Bruna. L'ho fatto molto soffrire, oggi mi chiedo perdono. E siamo arrivati qua, a 56 anni di matrimonio, con tanta fatica, ma siamo qua. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo dalle Olimpiadi 2026 Cortina Milano, con il PD che ha annunciato da Padova un piano opere e dal governo l'arrivo di 1 miliardo da dividere tra Veneto e Lombardia. La strada verso le Olimpiadi di Milano Cortina porta con sé anche risorse e investimenti per il territorio, in particolare quello bellunese. A Padova i parlamentari regionali del Partito Democratico, insieme al sottosegretario alle infrastrutture Salvatore Margiotta, hanno annunciato un piano di opere che riguardano la rete stradale e quella ferroviaria per potenziare i collegamenti in vista del grande evento sportivo invernale in programma nel 2026. Il governo con la legge di bilancio ha stanziato 1 miliardo di euro di finanziamento che verrà ripartito tra Lombardia e Veneto. L'occasione che le Olimpiadi danno a questi territori è un'occasione che sfrutteremo al meglio, che il governo non perderà, con la collaborazione di tutti coloro i quali sono artefici di questo processo di ristrutturazione del territorio. I finanziamenti serviranno non solo per gli impianti sportivi, per i quali è prevista anche una legge ad hoc. Nel frattempo verranno completate le opere che serviranno anche per i mondiali di sci in programma nel 2021 a Cortina. Si tratta dell'elettrificazione della rete ferroviaria del Basso Bellunese e con i 300 milioni già stanziati da ANAS i collegamenti in uscita della A27 verso Cortina e verso il Comelico. Il deputato bellunese Roger De Menec assicura che entro la primavera del 2020 verranno eseguite. Nel frattempo al via la programmazione in attesa delle Olimpiadi. Il PD ha le idee chiare. Abbiamo già un pacchetto di opere necessarie proprio per completare, come dicevo, da una parte la cura del ferro iniziata, e quindi per me vuol dire arrivare fino a Calazzo con l'elettrificazione, e dall'altra completare la messa in sicurezza e la rettifica delle strade statali, anche qui dall'uscita della 27 verso il Cadore,
e dall'uscita della 27 anche guardando alla provincia di Trento e quindi tutta la dorsale della Val Belluna che parte, come dicevo, da Belluno e arriva fino a Feltri. De Menec inoltre risponde anche all'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, che aveva parlato di blocco delle opere ferroviarie nel Bellunese a causa delle indecisioni sui tracciati. Credo che i nostri enti locali abbiano le idee sufficientemente chiare. Io invece stimolo l'assessore De Berti a scendere ancora più in campo. Il progetto è già finanziato. Cortina la sua battaglia l'ha vinta e c'è però invece Pieve di Soligo che ha iniziato sabato ufficialmente la sua corsa alla candidatura di capitale italiana della cultura per il 2021. Pieve di Soligo, capitale italiana della cultura per il 2021. Questo è l'obiettivo del paese di Andrea Zanzotto, del senatore Francesco Fabbri, fondatore di Ascopiave, e del beato Giuseppe Toniolo, ideatore della cooperazione economica e sociale. Un percorso iniziato con la presentazione nella biblioteca pubblica a pochi mesi dall'inaugurazione del nuovo municipio con il ritorno della casa comunale sulla piazza principale e che terminerà il 2 marzo con la consegna dei documenti al Ministero per i beni culturali. In realtà il primo passo è già stato fatto il 19 dicembre scorso con la presentazione della manifestazione di interesse al bando, che per specificità sembra quasi fatto su misura per il paese sul Soligo. Quest'anno il bando declina la cultura come cooperazione. In questa area è vissuto Giuseppe Toniolo, economista. Ecco perché la realtà della latteria di Soligo è anche un esempio culturale di cooperazione che continua a funzionare e per questo può essere meta per turisti e studiosi. Accanto a questo esempio Pieve mette sul piatto anche 2 importanti anniversari di forte impatto culturale. I centenari sono quelli di Francesco Fabbri e di Andrea Zanzotto, centenari dalla nascita, che vogliamo ricordare. L'amministrazione comunale raccoglierà, patrocinerà queste iniziative e le aggiungerà a un programma che già si sta presentando molto ampio, visto i contributi dei vari comuni. Già, perché l'altra particolarità di questa candidatura è che con Pieve di Soligo ci saranno i 29 comuni del quartiere del Piave, per una sorta di capitale UNESCO diffusa tra tutte le colline del Prosecco. È di un territorio dei 29 comuni conferenti all'IPA, di cui Pieve di Soligo è l'ente capofila, e abbiamo deciso di presentare questa candidatura proprio perché sia una candidatura d'area. 43 concorrenti per Pieve e le colline UNESCO, anche se la vera sfida sarà sconfiggere i campanilismi. Se noi continueremo a lavorare come singole amministrazioni, come singoli paesi, non otterremo niente. Se inizieremo a ragionare come territorio unito, di sicuro raggiungeremo grandi risultati con grandi ricadute anche economiche per le nostre comunità e per i nostri cittadini. Lo sport adesso a partire dal calcio, perché Salvatore Sullo non è più l'allenatore del Calcio Padova. Il mister è stato esonerato dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Modena. Si tratta della terza sconfitta consecutiva per il tecnico napoletano e della media punti delle ultime 8 giornate di campionato, con appena 7 punti portati a casa. L'esonero è stato comunicato al direttore sportivo Sean Sciogliano a Salvatore Sullo questa mattina, quando si è presentato al centro sportivo per gli allenamenti. Sulla panchina bianco-scudata nelle prossime ore potrebbe arrivare Andrea Mandolini, ex allenatore del Calcio Padova, ma ancora non ci sono conferme. Ha vinto invece la 100 miglia del Lario, la più vecchia competizione motonautica del mondo, una atleta, una pilota veneziana. Mai una donna aveva vinto come pilota la 100 miglia del Lario, la più antica e prestigiosa competizione motonautica del mondo, con un palmarès di 70 anni alle spalle. C'è riuscita lei, Caterina Croce, 47 anni, veneziana, originaria degli Alberoni, poi è andata ad abitare il porto turistico di Jesolo proprio per mantenere vivo il legame inscindibile con il mare e il suo gommone. Come pilota, in coppia con François Pinelli, ha messo in riga tutti i colleghi, maschi compresi. Siamo arrivati alla fine di questa 100 miglia del Lario, è andata molto bene, è stato l'esordio di questo equipaggio, è stata un'esperienza eccezionale, una gara estremamente spettacolare dal punto di vista delle immagini, perché il lago è un contesto meraviglioso. Una gara vinta in 38 minuti, mantenendo una velocità media di 149 km all'ora e picchi massimi di 170 orari. Per chi corre ci sono molte difficoltà perché le boe sono strette, ci sono diversi tipi di imbarcazioni che partecipano, che hanno velocità completamente diverse, e quindi diventa difficile fare le scelte in boa.
Il 2020 per Caterina sarà l'anno della rincorsa a europei e mondiali, cosa che con ogni probabilità non avrebbe mai immaginato quando nel 2003 è sbocciata la sua passione per la motonautica. Adesso guardate la seduta di allenamento mattutina di ieri con lo speciale fuori programma per la prima squadra dell'Alleghe di hockey su ghiaccio. Le civette, tra le curiosità dei passanti, hanno pensato di utilizzare il lago di Alleghe per prepararsi ai prossimi appuntamenti, proprio come si faceva negli anni 60 e 70, quando l'hockey si giocava sul lago. Il freddo intenso di queste settimane ha contribuito ad ispessire la crosta di ghiaccio del bacino artificiale e perciò i giocatori hanno potuto fare le loro evoluzioni in piena sicurezza davanti a un pubblico di centinaia di persone. A fine sessione, gli scatti della sessione di allenamento sono stati pubblicati nel sito della società, ma il fuori programma potrebbe avere anche conseguenze per la società. C'è un'ordinanza infatti del comune che vieta di pattinare sul lago proprio per motivi di sicurezza e oggi il sindaco di Alleghe potrebbe prendere anche dei provvedimenti. Siamo in chiusura però, vi aggiorno con una notizia di cronaca terribile di poco fa, perché una donna si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco davanti alla sede del Tribunale dei minori di Mestre. Il gesto sarebbe da mettere in relazione a un procedimento della giustizia civile che la vede coinvolta. Questo è successo davvero poco fa davanti alla sezione del Tribunale dei minori di Mestre. Maggiori aggiornamenti ovviamente nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Vi ricordo le 13 fra pochissimo, poi questa sera 20:10 con Andrea Gallo, il comandante della Polizia Locale di Treviso, per parlare di sicurezza e un po' di quello che accadrà a Treviso nei prossimi mesi sul fronte sicurezza ma non solo, e poi alle 21:15 come sempre Ring, la politica alle corde, quindi la politica in primo piano, non solo, anche l'economia, con gli ospiti di Ferdinando Avarino. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Inizio di settimana con il bel tempo, ma con temperature in ulteriore calo sul nostro territorio, dove si porteranno lievemente sotto la media del periodo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di stabilità con ampio soleggiamento ovunque e cielo al massimo poco nuvoloso. Saranno possibili solamente foschie e addensamenti sulle pianure, specie su quelle più meridionali della nostra regione. Temperature minime ampiamente sotto zero, massime invece fino a 8 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque e cielo velato senza precipitazioni. Temperature minime sopra lo zero solo a Trieste, massime invece tra 7 e 8 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata soleggiata su tutti i settori, con cielo vedete poco nuvoloso. Temperature minime ampiamente sotto zero, massime sui 5 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.